Missione non è un atteggiamento unilaterale, si dà tanto ma si riceve anche, si impara. Reciprocità è dunque la parola che ha fatto da cardine alla riflessione di Don Paolo Bacigalupo durante la veglia diocesana a Carasco. Dopo 5 anni a Cuba, nella missione interdiocesana ligure, il sacerdote è certo che l'altro, chiunque sia, può evangelizzarci. Chiunque può essere il tuo maestro, quindi come dire ascoltare da chiunque, perché ci sono semi di Vangelo che veramente poi dalle persone più inaspettate possono arrivare al tuo orecchio e al tuo cuore soprattutto. Il vescovo ha ricordato l'impegno missionario della Chiesa. Missione, ha detto, non è conquistare ma diffondere la gioia dell'aver incontrato Gesù. Benedice queste croci e concedi a Danilo, Giulia, Gioele, Pietro ed Elia la grazia di annunciare a tutti il Vangelo della speranza. Infine un momento speciale, la consegna della croce dell'invio ad una famiglia, quella di Danilo e Giulia, che con i loro figli andranno 2 anni a Lucma in Perù per avviare una scuola di falegnameria. Adesso sono proprio i momenti più difficili perché ci rendiamo più conto, iniziamo a lasciare il lavoro, a salutare le persone, quindi un po' di paura c'è, un po' di anche la tristezza di lasciare, però anche non vediamo l'ora di fare questo salto, ci abbiamo pensato tanto e ora siamo proprio anche contenti di andare e metterci un po' in gioco. Ci siamo organizzati che ci portiamo la roba per 2 settimane e poi niente, nel senso che abbiamo un po' di bagagli così, ma diciamo che abbiamo sfoltito le cose superflue, poi giù là avremo quasi tutto, insomma.